Eccoci qua amici, il mio più cordiale buongiorno, eccoci qua con il nuovo oroscopo del giorno mercoledì 3 giugno 2020, ok? Vediamo questo mercoledì come sarà. Quindi prima di andare con la lettura volevo ricordare tutti quanti voi che se avete tra di voi c'è qualcuno che ha problemi sentimentali d'amore, magari è stata lasciata dal proprio uomo, lasciata dalla propria donna e vorrebbe un ritorno, farlo impazzire per sé, è possibile perché io opero in ritualistica del dragone rosso, in 35-40 giorni faccio in modo di far impazzire la persona e farla ritornare da te, ok? Quindi se qualcuno di voi abbia questa esigenza può tranquillamente contattarmi e ne possiamo parlare. Nello scrollo trovi i miei numeri di telefono dove puoi contattarmi, spiegarmi la tua storia e io ti dirò come posso aiutarti. Andiamo col segno dell'Ariete. La luna opposta porterà qualche nota di nervosismo, quindi oggi, in questo mercoledì, ci sarà un momento in mattinata, però questo, che ti porterà un senso di nervosismo come tutto ti dà fastidio, chiunque qualsiasi cosa gli dà fastidio. Fortunatamente però che poi in serata ritornerà l'armonia e l'amore. E sarai te protagonista, quindi sarai al centro dell'attenzione, in serata però. Giornata rilassante anche per i singoli che potranno divertirsi e godere della loro libertà, quindi oggi avete modo di respirare nuove energie, siete carichi di entusiasmo, di allegria e il modo di godervi la giornata. Nel lavoro oggi avete una gran voglia di dedicare al lavoro e impegnarvi al massimo per realizzare i vostri progetti, quindi vi siete svegliati col piede giusto, con la forza, con desiderio, con la giusta dimensione di dare tanto nel lavoro. E andiamo nel segno del Toro. La giornata sarà caratterizzata dalla malinconia, quindi oggi vi alzate dal letto già malinconici, pensate un po' al passato, al presente, di quello che le cose non vi vanno bene, qualsiasi cosa state facendo, fate, vi sfugge dalle mani, quindi il vostro pensiero, il vostro nervosismo vi porta alla malinconia, ma anche a carattere sentimentale, perché siete malinconici, anche perché vi mancano le coccole, vi manca l'affetto, vi manca l'amore. La tristezza scomparirà, ma non appena la persona amata vi proporrà qualcosa di stuzzicante, qualcosa di nuovo, qualcosa che vi eccita mentalmente e vi porta alla giusta dimensione di provare. I cuori solidari invece potranno avere delle belle occasioni per cambiare la loro vita, quindi oggi ci saranno delle occasioni online, quindi se siete i tipi che vi piace chattare su Facebook, Instagram e via WhatsApp e così via, TikTok e così via, oggi è la giornata che potete avere delle belle occasioni, ok? Sul lavoro invece potrebbe esserci qualche discussione con un collega, concentratevi sugli impegni ed evitate che nascano dissensi, o meglio cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote, voi cercate di difendervi e cercate di capire quello che vogliono crearvi, ok? Andiamo segno dei Gemelli.
Giornata abbastanza frizzante per i nati nel segno dei gemelli, quindi sarà una giornata molto frizzante, una giornata passionale, una giornata che ti mette allegria e tanti bei pensieri per la testa da poter sviluppare, soprattutto sul versante amoroso, attenzione, dove riuscirete a dare il meglio di voi stessi. Oggi i single invece potranno vivere bellissime esperienze e faranno anche tante conquiste, quindi oggi i single faranno nuovi incontri, nuove conquiste, nuove situazioni in apertura. Sul campo lavorativo invece le stelle annunciano un periodo tranquillo nella sfera lavorativa. Oggi ci saranno buone occasioni per dare la via a nuovi progetti, quindi oggi ci saranno nuovi progetti anche per quanto riguarda sull'attività e sulla sfera lavorativa. Ok? Auguroni per voi dei gemelli e la vostra giornata. Il cancro. La giornata si apre con buoni auspici per il cancro, quindi vi sveglierete stamattina con il cuore giusto, con il piede giusto, meglio dire, e dove tutto vi sembra bello, dove già l'aria che respirate è diversa. Molti di voi potranno tentare un dialogo col partner che potrà dare buoni frutti, quindi cercate di essere un pochettino ruffiani col vostro partner, fate i ruffiani, fate i coccolosi e vedrete che avrete tutto. La luna è positiva e vi aiuta a trovare un compromesso per vivere in armonia, ok? Quindi arriverete al compromesso. Quindi datevi da fare, siate coccolosi, ruffiani e vedrete che andrà tutto bene. I cuori solitari faranno molte conquiste invece, oggi la giornata è positiva per i cuori solitari, per chi è single oggi è una giornata favorevole. Sul campo lavorativo oggi supererete alla grande qualsiasi ostacolo in ambito lavorativo grazie all'aspetto favorevole dei pianeti, quindi si andrà a superare qualsiasi ostacolo, quindi avrete una giornata lavorativa molto intensa e con molti progetti in arrivo. Il segno del leone invece, giornata ricca di novità, quindi oggi per voi leoncini ci saranno tante belle novità, ci saranno tanti auspici nuovi, tante aperture nuove, molti di voi potranno migliorare il rapporto con il partner, quindi anche in questo avrete una carica esplosiva, ma per riuscirci dovete mantenere toni bassi e moderati, quindi cercate di essere calmi, sereni e di agire sempre col sorriso sulle labbra. I single vivranno anche loro una giornata romantica in compagnia di qualche persona intrigante, quindi ci sarà qualche persona che vi intriga e finalmente potrete passarci una bellissima serata. Sul campo lavorativo oggi potreste avere delle istruzioni che saranno di buon auspicio per portare nuovi guadagni. Non arrendetevi alle prime difficoltà, perché ci saranno delle piccole difficoltà ma ci saranno buone entrate, quindi oggi progetterete per le nuove entrate lavorativamente, ok? È il segno della Vergine. Oggi trascorrerete una giornata all'insegna del divertimento, quindi oggi sarà per voi una giornata favorevole in compagnia di amici, in compagnia del vostro partner, quindi ci sarà una giornata molto piacevole, vivrete momenti bellissimi con gli amici e con il partner e vi sentirete appagati e soddisfatti, finalmente la giornata positiva. Ottima giornata anche per i singoli che potranno conoscere l'anima gemello e là, oggi voi del segno della Vergine finalmente incontrerete l'anima gemella. Nel campo lavorativo le previsioni del vostro oroscopo per la sfera lavorativa sono abbastanza positivi, pare che ogni caso andrà al meglio. Vuol dire che, traduco, vuol dire che ogni cosa attira l'attenzione, l'energia in casa, quindi ci saranno buoni momenti.
Bilancia, oggi avete la Luna in opposizione e i suoi effetti negativi si rifletteranno anche sul vostro umore, quindi oggi la Luna non è affatto favorevole a voi, quindi la Luna vi trasmette momenti negativi sul vostro umore, sembra che vi ha morto qualcuno, sembra che vi piangete addosso, sembra che il mondo sta per cadervi addosso, quindi vi sentirete giù malinconici e brutti. Per fortuna in serata però le cose miglioreranno e troverete anche l'armonia col vostro partner, quindi finalmente in compagnia del vostro partner passerete la serata al migliore dei modi, migliore della mattinata. I single faranno incontri interessanti e anche molto piacevoli, ok? Incontri in vista per voi single. Sul campo lavorativo invece potrete incontrare delle difficoltà sul lavoro, principalmente a causa del vostro umore che vi rende incerti, siete insicuri. Ecco, questo è il motivo. Scorpione. In amore state attraversando un periodo di pausa che però vi porterà a riflettere, a trovare voi stessi. Presto avrete modo di incrementare gli incontri e se siete ancora single avrete anche tante occasioni per trovare la persona giusta. Quindi in amore state attraversando un periodo di pausa, state riflettendo, vi siete stanchi e via. Però andare a rifletterci, finalmente troverete voi stessi e saprete sicuramente quello che volete. E sul lavoro gli astri vi spingeranno a dare sfogo alla vostra creatività e dare il meglio di voi stessi in diversi ambiti. Sagittario, qualunque sia la vostra situazione sentimentale, oggi vi muoverete con una certa sicurezza, quindi qualunque sia la vostra situazione sentimentale saprete muovervi con tipo pantera, sapete cosa volete e sapete creare la giusta dimensione intorno a voi. Non avrete paura di parlare anche di problemi scottanti con la persona amata, quindi vi aprite facilmente per fare in modo di stare bene. Anche i cuori solitari sapranno come agire per attrarre una persona che li intriga molto. Nel campo lavorativo oggi avrete un rendimento lavorativo molto soddisfacente, sarete pienamente efficienti e aiuterete anche i colleghi in difficoltà, vi sentite col cuore grande di aiutare gli altri. Capricorno, in ambito amoroso qualche incomprensione potrebbe generare una crisi col partner, quindi rimanete con i piedi per terra, rimanete calmi e non prendete fischi per fiasco. Sarà bene affrontare l'argomento e chiarire le vostre posizioni, apritevi e fatevi capire cosa volete. Anche i single avranno delle questioni da risolvere e dovranno lottare per difendersi. Sul campo lavorativo, durante questa giornata, non dovrete essere troppo intransigenti con i collaboratori e con chi lavora a fianco a voi, solo così la tensione si rallenterà. Acquario, il partner oggi potrebbe darvi qualche delusione e potrebbe nascere una certa diffidenza da parte vostra, quindi non vi fidate di nessuno oggi, vi siete alzati col piede storto, vi siete alzati nervosi e sembra che tutti ce l'abbiano con voi. I cuori solitari potranno vivere nuove emozioni grazie a una nuova amicizia che potrebbe diventare qualcosa di importante. Sul lavoro oggi le questioni professionali richiederanno molto impegno, ma ci saranno progetti che potrete proseguire indirizzandoli al successo. E infine il segno dei pesci. Oggi alcune mancanze del partner potranno suscitare il vostro malcontento, quindi vi sentirete messi da parte, vi sentirete rifiutati, ma la colpa è solamente vostra perché non sapete cosa volete dalla vita questa mattinata. Avrete molto tempo per meditare, una mossa strategica e far vedere che anche voi siete capaci di agire trasgredendo le regole.
ok? I single avranno pochi stimoli per intraprendere nuove conoscenze. Sul campo lavorativo avrete molte energie per agire in ambito lavorativo, curate però le collaborazioni, se non volete perdere le vostre chance. Ok? Bene amici, ed era così l'oroscopo del giorno mercoledì 3 giugno 2020. Io vi saluto, vi ringrazio per la vostra squisitezza e vi rinnovo l'appuntamento per domani, ok? Col nuovo oroscopo. A tutti quanti voi, che le stelle siano sempre con voi. Alla prossima.